Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Maltempo, non solo pioggia a intermittenza. Lo scirocco in arrivo fa temere forti mareggiate a inizio settimana sulla costa ionica. A Catania si lavora a un piano d'emergenza. Potrebbe prevedere anche la chiusura al traffico del lungomare e di parte del viale Kennedy alla Playa. Ancora a Catania, 4 persone in manette per detenzione di materiale pedopornografico, sequestrati migliaia di file con immagini e video illegali. Partinico, si rafforza la pista mafiosa nelle indagini sull'omicidio dell'allevatore assassinato mercoledì in Campania. L'autopsia, a ucciderlo un'unica arma, una calibro 38. Il vice premier Tajani a Palermo, Schifani verso la ricandidatura a presidente della regione. Sulla richiesta di arresto del deputato forzista Mancuso commenta: solo se sarà condannato subirà le conseguenze. Cure oncologiche a Lampedusa, attivo per la prima volta il servizio decentrato. Ora si potranno evitare i viaggi verso la terraferma. Stefania Auci presenta L'alba dei leoni, l'inizio della saga Florio. Nel nuovo libro, dice Al Punto di oggi, protagoniste le donne del Sud, molto forti, che lottano per la loro realizzazione. Calcio, domani in campo Palermo per cancellare la delusione di Mantova. Al Barbera arriva lo Spezia, una vittoria contro i liguri permetterebbe ai rosanero di rosicchiare punti verso l'alta classifica. In Serie C il Catania ufficializza l'ingaggio di Ponzi. Domani sera rossazzurri a Monopoli con qualche ballottaggio in attacco. Sempre domani, nel pomeriggio, in campo Siracusa e Trapani, con il futuro dei Granata sempre appeso a un filo. Trovati, arriva il maltempo e in Sicilia scatta l'allerta preventiva. Tra lunedì e martedì previste abbondanti piogge, ma i rischi maggiori potrebbero arrivare dalle mareggiate. Piano di sicurezza predisposto dal Comune di Catania. Non si esclude l'interdizione al traffico del lungomare. Tonino De Mana. Pioggia ad intermittenza, il sole che fa capolino tra le nuvole minacciose all'orizzonte che non promettono nulla di buono. Ancora una volta sarà un'Italia spaccata in due, con il nord alle prese con importanti precipitazioni nevose e le isole maggiori che stanno per essere investite da una perturbazione di origine atlantica e da un ciclone proveniente dall'Africa. Si susseguono le riunioni di protezione civile, regionale e comunale con i sindaci, specie dei comuni della fascia ionica, allertati e mobilitati. Abbondanti precipitazioni si prevedono tra lunedì e martedì, anche se per avere un quadro preciso della situazione sarà necessario attendere almeno altre 12 ore, visto che l'eccezionale ondata di maltempo potrebbe impattare e in parte esaurirsi nel canale di Sicilia e quindi in mare aperto. Di sicuro bisognerà prestare molta attenzione alle mareggiate. A Catania in queste ore si lavora per predisporre un piano di sicurezza che potrebbe prevedere anche l'interdizione al traffico del lungomare e di parte del viale Kennedy alla Playa. Delle mareggiate così alte sono degli eventi abbastanza anomale, quindi stiamo valutando insieme anche di poter eventualmente attivare il COC, il comunque coordinamento operativo comunale, e siamo in stretto contatto, in sinergia con tutte le forze che possono in questo modo essere collaborative. Avremmo da attuare tutto quelli che sono degli avvisi per sollecitare e sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto nelle zone dei villaggi a mare. Si raccomanda prudenza, che in questi casi non è mai troppa. Il divieto massimo dei mezzi a due ruote, ripeto, tenteremo di capire se sul litorale magari la viabilità avrà sicuramente delle modifiche, ma questo non è un allarme, stiamo solo parlando di prevenzione. Il resto lo dovranno fare i cittadini attraverso comportamenti prudenti e responsabili. Tutto questo tra lunedì e martedì. Ancora a Catania, 4 persone in manette per detenzione di materiale pedopornografico, sequestrati migliaia di file con immagini e video illegali. Emanuela Corsi.
Impiegati, liberi professionisti e pensionati, tutti di sesso maschile con un'età compresa tra i 50 e i 70 anni. Sono i profili delle 4 persone arrestate in flagranza di reato dalla Polizia Postale di Catania per detenzione di materiale pedopornografico nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura Etnea. Il provvedimento è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Durante le perquisizioni gli investigatori hanno trovato e sequestrato nel computer utilizzato da uno degli arrestati decine di migliaia di file illegali, immagini e video pedopornografici. L'indagine di oggi, coordinata dalla Procura di Catania, conferma l'attenzione costante da parte della Polizia di Stato nel contrasto della pornografia minorile online. In particolare la bontà di una sinergia tra associazioni internazionali ed un costante monitoraggio della rete da parte dei nostri operatori. L'indagine è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online che, grazie alla collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati strumenti investigativi per geolocalizzare in Sicilia alcuni utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile. Una sola arma, una calibro 38, ha ucciso l'allevatore di Partinico Vito Lipuma, assassinato mercoledì nelle campagne di Borgo Parrini. Lo ha stabilito l'autopsia. Manlio Viola. Si fa strada la pista che porta all'ombra della mafia nelle indagini sull'omicidio di Vito Lipuma, l'allevatore di 73 anni assassinato mercoledì scorso nelle campagne di Partinico, poco distante dal noto Borgo Parrini. L'autopsia svolta ieri all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo ha accertato che tutte le ferite sono state provocate da un'unica arma, una calibro 38. Il killer dunque era soltanto uno, almeno quello che ha sparato. 2 i colpi risultati mortali, ma ci sono altre 3 ferite più superficiali che non sarebbero state mortali, 5 colpi in tutto. Intanto gli inquirenti continuano ad ascoltare i vicini di terreno di Lipuma e i coltivatori della zona, con i quali l'uomo ucciso aveva avuto contrasti anche violenti per accuse di sconfinamento del suo bestiame che avrebbe danneggiato le coltivazioni. Ma le indagini della squadra mobile di Palermo, coordinate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, delegato alle inchieste riguardanti Cosa Nostra di Palermo e provincia, sembrano dunque indirizzarsi chiaramente al contesto degli equilibri mafiosi. Sarebbe in quell'ambiente che il delitto dell'uomo sarebbe maturato, stato deliberato ed eseguito. Non si chiude a Palermo il caso dei bambini che disturbano giocando, con la parrocchia condannata a risarcire i vicini dell'oratorio. Interviene in difesa l'arcidiocesi. L'oratorio è uno spazio fondamentale di crescita, inclusione e socialità. Emanuela Corsi. C'era una volta l'oratorio, luogo di aggregazione e di crescita per tanti bambini, dove le madri per generazioni hanno portato i figli per socializzare e giocare in uno spazio sicuro. A Palermo però non tutti sono di questo parere. Per i residenti di Via Parlatore, l'oratorio della parrocchia Santa Teresa del Bambino di Gesù è un disturbo per la quiete, per i troppi schiamazzi. Dopo 11 anni di contenzioso giudiziario, perizie, testimonianze e tentativi di conciliazione, a mettere la parola fine alla lunga querelle è il Tribunale di Palermo che ha dato ragione ai vicini. La parrocchia dovrà risarcire 45.000 euro per il disturbo arrecato agli abitanti dell'edificio attiguo. Sulla vicenda è intervenuta l'Arcidiocesi di Palermo, che con rammarico ha sottolineato la funzione educativa, sociale e preventiva dell'oratorio, che da decenni costituisce per bambini e ragazzi uno spazio fondamentale di crescita, inclusione e socialità, soprattutto in un contesto urbano povero di luoghi di socializzazione. Le attività ludiche e sportive, ha aggiunto la Curia, sono sempre state concepite non come fattore di disturbo, ma come strumenti di aggregazione e di formazione umana e cristiana. Nel corso degli ultimi anni, la comunità parrocchiale ha cercato di adottare misure volte a ridurre i disagi segnalati dai residenti. Il mancato raggiungimento di un accordo condiviso è motivo di rammarico per tutti. Attualità politica, Antonio Tajani. A Palermo il vice premier leader di Forza Italia partecipa a una manifestazione del suo partito e dice: per le regionali gli uscenti sono ricandidati. Sulla richiesta di arresto del deputato forzista Mancuso aggiunge: se sarà condannato subirà le conseguenze. Marco Gullà.
Prima l'incontro con il governatore Renato Schifani, poi la convention di Forza Italia al Teatro Politeama. Queste le tappe della giornata palermitana del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani. Tajani e Schifani hanno definito i termini dell'accordo per rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese siciliane, poi al Politeama per la manifestazione di Forza Italia. Tajani conferma che in questo momento Schifani va verso la ricandidatura a presidente della regione. Noi non abbiamo mai cambiato candidato, normalmente chi è uscente viene ricandidato, ma adesso dobbiamo preoccuparci di governare la regione bene. I risultati economici sono positivi, pensa all'incremento del PIL che è superiore all'incremento del PIL nel resto del paese, quindi vuol dire che questa amministrazione regionale sta facendo il proprio dovere, sta lavorando bene. Tajani affronta anche il tema sicurezza, lo fa dopo l'uccisione di un ragazzo in una scuola alla Spezia e in una città, a Palermo, dove da mesi gli episodi di violenza sono quasi all'ordine del giorno. La sicurezza è una priorità per tutto il governo, non c'è qualcuno che vuole più sicurezza e qualcuno che vuole meno sicurezza, la consideriamo una priorità. Dovrà essere proibito ai giovani che non hanno raggiunto la maggiore età di acquistare anche armi da taglio. Finché non ci saranno più poliziotti, più carabinieri e più finanzieri, Strade Sicure dovrà rimanere in vita, dovranno esserci sempre militari dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica che contribuiscano alla garanzia della sicurezza. Sulla richiesta di arresto della Procura di Caltanissetta del deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, Tajani ha detto: non c'è una questione morale in Sicilia, se ci sono delle persone indagate che poi verranno condannate perché hanno commesso delle cose in contrasto con la legge, ne subiranno le conseguenze. Cure oncologiche a Lampedusa, attivo per la prima volta il servizio decentrato per evitare i viaggi verso la terraferma. Davide Sardo. Per la prima volta a Lampedusa le cure oncologiche vengono garantite direttamente sull'isola. Al poliambulatorio di Contrada Grecale è operativo il nuovo servizio oncologico decentrato, che riduce in maniera significativa i disagi per i pazienti finora costretti a lunghi e complessi spostamenti verso la terraferma. Una svolta concreta per i residenti che per sottoporsi alle terapie dovevano raggiungere strutture sanitarie di Palermo o Sciacca, affrontando viaggi spesso faticosi. Oggi, grazie alla collaborazione tra gli oncologi del Policlinico di Palermo e i professionisti del territorio, i trattamenti vengono effettuati direttamente a Lampedusa, garantendo continuità e qualità delle cure. Avremo la possibilità di iniziare le attività ambulatoriali e subito dopo, una volta definite i necessari aspetti per i protocolli, si realizzeranno anche le chemioterapie, quindi è un passo sicuramente importante per far sentire a tutti la vicinanza di questa azienda e soprattutto della sanità siciliana. Il servizio è sostenuto dal Ministero della Salute come progetto pilota di rilevanza nazionale e sarà progressivamente ampliato per ridurre ulteriormente i trasferimenti dei pazienti verso la terraferma. Catania, maxi bonifica a San Berillo, oltre 15 tonnellate di spazzatura rimosse da via Garro. Le nostre telecamere nei giorni scorsi avevano denunciato lo scempio. Tonino De Mana. Com'era? Com'è? Ecco le immagini che ci piace vedere e mostrare con le ruspe in azione per rimuovere montagne di rifiuti che addirittura non consentivano il passaggio dei pedoni in via Garro nel centro storico di Catania. Lo avevamo documentato e denunciato nei nostri servizi DG con i vertici di Gema da noi interpellati che attendevano il via libera per la mancanza di un certificato che doveva analizzare la tipologia dei rifiuti. Ottenuto l'ok, mezzi grandi e piccoli si sono addentrati nei caratteristici vicoli di San Berillo per bonificare l'area in questione ed eliminare lo scempio. Secondo fonti Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'8 centro, sarebbero 15 le tonnellate di spazzatura rimosse in 2 giorni di intenso lavoro. Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco ed assessore all'ecologia Massimo Pesce, secondo cui la grande bellezza si è finalmente riappropriata di uno degli angoli più suggestivi di Catania. Davvero bellissimo. Restiamo a Catania. Dopo i lavori di restauro e risanamento conservativo,
Rimossa l'impalcatura, è stata inaugurata, eccola qua, la chiesa Sant'Agata al Borgo, uno dei più significativi monumenti religiosi del quartiere. Oltre al recupero estetico, vediamo nella facciata dell'edificio i colori originari. È un progetto che ha anche un forte valore sociale, perché la chiesa di Sant'Agata al Borgo è da sempre un punto di riferimento per la comunità locale, un luogo di culto naturalmente, ma anche di incontro, che ha contribuito a definire l'identità del quartiere. Dopo la benedizione dell'arcivescovo Renna, il convegno Restituire bellezza e custodire memoria. Passiamo ad altro. Stefania Auci presenta il suo nuovo libro L'alba dei leoni, terzo capitolo della saga dei Florio. Ascoltiamola nell'intervista di Luca Ciliberti. Stefania Auci, terzo capitolo della saga dei Florio, L'alba dei leoni, che cos'è? È un testo in cui mi sono presa la libertà di raccontare Florio prima dei Florio, libertà relativa in realtà, perché ci sono delle porzioni che è vero sono romanzate, ma delle porzioni che hanno dei precisi addentellati storici. Noi conosciamo Ignazio, Paolo, Vincenzo, non conosciamo le donne dei Florio, chi sono? Sono donne calabresi, appunto, quindi molto forti, donne del sud, che non si fanno mettere letteralmente i piedi in testa da nessuno, che lottano per la propria realizzazione personale, pure all'interno di un alveo familiare ben determinate. Sono creature con una grandissima forza d'animo che poi le mette in condizioni di affrontare anche prove molto pesanti. Il libro è uscito giorno 13, sì. Andrà in giro in tutto il mondo? Intanto ci accontentiamo dell'Italia, poi vediamo il resto. Come avete visto, Stefania Auci sarà tra gli ospiti della trasmissione Il Punto, in onda in diretta alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Nell'approfondimento condotto da Luca Ciliberti si parlerà anche dell'emendamento fake di Ismaele Lavardera, che sarà ospite insieme al deputato regionale Luigi Sunseri. Ci saranno anche l'autonomista Fabio Mancuso e Cateno De Luca, che oggi e domani presenta a Caltagirone il suo nuovo movimento politico. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo che domani sfiderà lo Spezia al Barbera e il Catania che ufficializza Ponzi e si prepara all'incontro con il Monopoli. State con noi. Calcio Serie B, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera sfiderà lo Spezia. Poyampalo non è al top, ma ci sarà. Poi un solo dubbio in difesa per Inzaghi. Marco Gullà. Cancellare la delusione di Mantova e ripartire sgommando. Il Palermo domani al Barbera, nel posticipo pomeridiano contro lo Spezia, vuole anche approfittare dello scontro diretto tra Monza e Frosinone. Una vittoria contro i liguri permetterebbe ai rosanello di rosicchiare comunque punti verso l'alta classifica. C'è un dubbio legato alle condizioni di Poyampalo. Il finlandese non è al top, ma stringerà comunque i denti e domani ci sarà. Inzaghi è orientato a confermare la stessa formazione schierata a Mantova anche per la sfida contro lo Spezia. Non dovrebbero esserci particolari novità. L'unico indisponibile è l'ultimo arrivato Magnani. Il difensore sta proseguendo il percorso di recupero dall'infortunio rimediato nell'ultima gara disputata con la Reggiana e dovrebbe tornare a disposizione soltanto a fine gennaio. In avanti quindi conferma per Vasic e Palumbo a supporto di Poyampalo. In difesa resta aperto il ballottaggio sul centro-destra con Peda favorito su Beresischi. Nessuna novità prevista al centrocampo. Pierozzi e Augello dovrebbero continuare a presidiare le fasce laterali, mentre Segre e Ranocchia vanno verso la conferma al centro. Lo Spezia di Donadoni in avanti con Artistico e Di Serio ha bisogno di punti. Fischio d'inizio alle 17:15. Dopo l'ufficializzazione di Ponzi, secondo rinforzo in casa Catania nel mercato di gennaio, i rossazzurri guardano al Monopoli, prossimo avversario. Ballottaggi in attacco per Toscano. Marco Cardi.
Di nuovo in Puglia, la seconda trasferta del 2026 vede i rossazzurri a Monopoli dopo il pareggio di Foggia e la vittoria casalinga, l'ennesima con la Cavese. Intanto sul mercato, ufficiale l'ingaggio di Ponsi, confermati 2 anni e mezzo di contratto fino a giugno del 2028. Il difensore esterno, classe 2001, cresciuto nella Fiorentina e negli ultimi anni a Modena in B, resterà a Catania ad allenarsi e dopo la partita di Monopoli si aggregherà al gruppo, come Miceli. Dalla prossima settimana si tornerà a parlare delle trattative, soprattutto quella per il centrocampista. Intanto la squadra si concentra sull'avversario, sesto in classifica e reduce da 3 vittorie consecutive. Toscano senza Di Gennaro metterà Allegretto al centro della difesa, rientra Celli e fra i disponibili Ierardi, anche se non per partire dal primo minuto. Ballottaggi davanti con Caturano e Bruzzaniti che scalpitano e con Lunetta che si è allenato in gruppo venerdì e Forte, entrambi protagonisti principali del girone d'andata. Scelte che non preoccupano Toscano, testa al Monopoli con la volontà di sfatare quella che il tecnico considera una falsa convinzione. Dà fastidio è il fatto che si possa pensare che questa squadra sia una squadra diversa in casa e fuori casa, che non è vero. È una percezione solo ai fini dei risultati. Domani impegni casalinghi per le altre 2 siciliane di Serie C. Trapani al Provinciale contro il Sorrento, Siracusa al De Simone contro l'Audace Cerignola. Sergio Colosi. La parte migliore di Trapani e Siracusa è rimasta il campo e l'arrivo del weekend regala un sorriso alle 2 tifoserie mortificate dalle rispettive vicende societarie. La situazione più critica, non solo per la classifica, è quella del Trapani che domenica riceve al Provinciale il Sorrento. Alle 2 precedenti penalizzazioni potrebbe aggiungersene un'altra che sarebbe fatale per i colori granata. Se ne saprà di più nell'udienza del prossimo 22 gennaio. C'è aria di smobilitazione, come dimostrano le continue cessioni per alleggerire il monte ingaggi. In un quadro desolante, mister Aronica farà la conta dei disponibili per inventarsi un 11 competitivo contro il Sorrento, che insegue un posto nei play-off. Ultima gara per Fischnaller in partenza con destinazione Ravenna. Difficile il recupero di Di Noia, confermato Stauschuk in attacco. 22 gennaio data da circoletto rosso anche per il Siracusa, deferito per il mancato pagamento entro la scadenza di stipendi e contributi. Situazione societaria complessa, ma il presidente Ricci non molla e spera in una miracolosa salvezza. Domenica gli azzurri ospitano al De Simone l'Audace Cerignola, in corsa per i play-off e privo dello squalificato Paolucci. Con la partenza di Molina alla Salernitana, Contini è l'unico superstite in attacco, insieme al giovane Arditi appena tesserato dal Catanzaro. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio.